Terza corsa, ancora i 2 anni in pista, non vincitori di 6.000 euro in carriera. Si alza il tiro e c'è un soggetto interessante come Eridamia in pista con il numero 6. Lei la favorita, all'1 il Fuego Vit Marco Stefani, 2 Elena Sels Andrea Vitagliano, 3 Elidei Greppi Simone Levakovic, 4 Evita RD Emanuele Matteini, 5 East dei Greppi Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata, 6 Eridamia Marco Volpato, in seconda fila 7 Enea BF Salvatore Valentino, 8 Eleganza AV Giuseppe Pistone. Favorita appunto Eridamia, intorno ai 3 quinti la sua quota, macchina che lascia le concorrenti. Si parte con proprio Eridamia che cerca di andare al comando dal 6, al suo interno Evita RD che scende allo steccato avanti ad Eli dei Greppi. Sbaglia però Evita RD ad imboccare la prima curva e così Eridamia resta al comando nettamente nei confronti di Eli dei Greppi. Quindi è il Fuego Vit a precedere Elena Selfs, poi Eleganza AV con a destra East dei Greppi, alla retroguardia Evita RD rimessa avanti ad Enea BF. 14,4 per i primi 200 metri di corsa, ha dovuto aprire in partenza Eridamia per prendere il comando. Ora Marco Volpato riprende in mano. 31 per il primo quarto di gara per la figlia di Adrian Chip che lungo la curva di sinistra guida il gruppo. Risale allo scoperto Eleganza AV che non ha trovato schiene valide, allora deve fare da sé. 45,8 per i primi 600 di corsa davanti alle tribune. Eridamia in vantaggio a buon ritmo. Eli dei Greppi sempre in seconda posizione avanti a Del Fuego Vit. Quindi Eleganza V che avanza al largo portandosi accanto ad Eli dei Greppi. Ancora Elena Selfs. Mezzo miglio in 1 minuto e 5 decimi. Eridamia a condurre, Eli dei Greppi in seconda posizione con sempre accanto Eleganza V, poi il Fuego Vit il chilometro in 1:15,9. Eridamia in vantaggio, Eleganza che attacca all'esterno ora. Insiste nella progressione Eleganza V che tende a passare nei confronti di Eridamia, si porta in scia il Fuego Vit, la retta di là passata in 15,3, 1:31,2 3 quarti di miglio. Il Fuego Vit che va all'attacco di Eleganza V che ha speso un patrimonio per passare, poi ancora Elena Selfs ed East dei Greppi, è passato il Fuego Vit nei confronti di Eleganza V e in bocca alla retta d'arrivo con un paio di lunghezze da gestire nei confronti di Elena Selfs che prova a arrivare forte a centropista insieme ad East dei Greppi e il Fuego Vit in vantaggio. Elena Selfs che prova a ricucire ma il Fuego Vit si è portato a casa la vittoria nei confronti di Elena Selfs e East dei Greppi. 31,1 la chiusa, 1,16 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di El Fuego Vit Marco Stefani per Walter Zanetti, colori di Mauro Vit, la vittoria del figlio di Norepli e Venere Chiara che in percorso di attesa da terzo in corda segue l'offensiva di Eleganza V e passa nel finale, vince netto su Elena Selfs, la vittoria del numero 1 El Fuego Vit Marco Stefani, Walter Zanetti e Mauro Vit.